4 mesi di ossessione e la speranza vana che lui la smettesse, uno schema già visto tante volte e che ieri pomeriggio ha rischiato di vedere in scena il finale peggiore. Protagonista dell'ennesimo film di violenza un cittadino brasiliano 37enne, nel mirino un'impiegata 47enne di Mogliano con la quale i rapporti erano finiti da tempo. L'uomo, senza nessun precedente penale, ha cercato di entrare nell'abitazione della sua ex nonostante la loro storia fosse terminata a gennaio. Fagocitato dalla rabbia nei confronti della donna, ha scavalcato il cancello della proprietà e cercato di incendiarle la porta del garage, cospargendola di benzina. Non ancora soddisfatto, il 37enne, con un coltello a serramanico, ha graffiato la carrozzeria dell'auto della ex. Poi, solo dopo averla minacciata di morte, è fuggito per le vie del quartiere. La donna, sotto shock, ha subito fatto intervenire le forze dell'ordine. Dopo alcune ricerche, l'uomo è stato raggiunto ed arrestato dai carabinieri della stazione di Mogliano Veneto per i reati di atti persecutori, violenza privata, minacce e danneggiamento aggravato. Un blitz tremendo ma veloce, tanto che i vicini della donna si sono accorti che qualcosa non andava solo quando hanno visto le pattuglie dei carabinieri. La 47enne aveva già subito approcci molesti, ma sperava che con il tempo l'atteggiamento dell'uomo cambiasse. Un altro episodio di violenza che va a sommarsi agli 11 casi di violenza su 20 donne nella sola Mogliano. Violenza di cui il genere femminile è troppo spesso vittima. Sia io che il sindaco, ma anche tutta la giunta, siamo profondamente dispiaciute di quanto è accaduto. Siamo preoccupate perché è l'ennesimo caso di cui veniamo a conoscenza sul nostro territorio. In ogni caso io mi permetto di dire alla signora vittima di questo caso che può rivolgersi al nostro centro donna, al nostro sportello, e verrà seguita nella miglior maniera possibile. Attualmente il sudamericano si trova rinchiuso in carcere in attesa dell'udienza di convalida richiesta dal PM di turno della Procura della Repubblica di Treviso.